Ehi, orgoglioso d'essere veneto. Adesso basta non stare per i maroni. Questa sera deve fare dei menoni. Che so che suo e non vado via. Vivo nel posto più bello che sia. Vai in Himalaya che mi vado su a Cortina. Ti vai in Egitto che mi sto sotto marina. Questa se casa non voglio partire. Vai tutto mare. Veneto sei stupendo. Veneto fino in fondo. Veneto sei il mio mondo. Lontano neanche un secondo. A mí no me interesa Milano e neanche. Ciao carissimi ascoltatori, hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Un'altra volta siamo noi. Ivana Cuarati de Santa Fe. Mariano Gasola desde Rosario. Y Marcelo Carrara desde Mar del Plata. Así damos inicio al sexto programa de la segunda temporada de Parola Veneta Radio en este nuestro canal de YouTube para todo el mundo, pero también gracias a la gentileza de Radio Comites Rosario les traemos una hora con toda la información y cultura dedicada a la comunidad veneta argentina y para todos aquellos amigos que aman Italia en general y el Véneto en particular. Y muy pronto, Marcelo, también vamos a salir en Radio Hora Italiana, la web del Radio Comités de Córdoba. Pero qué buena noticia, un notición. Ahora siempre soy el último en enterarme, che. No, pero no te enojes, Marcelo. Hay que pulir algunos aspectos técnicos, pero seguramente este programa será usado como conejito de indias. Esperemos entonces para el anuncio oficial, que entiendo que en las próximas semanas tendremos algunas novedades. Así que la verdad, un notición, sigue creciendo el proyecto Parola Veneta Radio y aprovechamos la ocasión para saludar y agradecer a los amigos del Comites de Córdoba, del Comitato del Italiani all'Estero, de la circunscripción de Córdoba, que es muy vasta, muy amplia, a los amigos Rodolfo Borghese y Luis Casanegra por esta gran oportunidad y que seguramente los tendremos como invitados en los próximos programas. Yo no estuve en el programa anterior, estuve desde WhatsApp, pero escuché el programa y vi que estuvieron hablando de helados, de un nuevo gusto de San Bayor a la Grappa. Y adivinen, en esta sección que les traigo también, ¿qué tiene que ver el helado con el Véneto? Porque a ustedes se les pasó en el programa anterior. Sí, es verdad, fue un programa cargado de información, una muy linda entrevista, y en este desafío, es un gran desafío para la sección justamente, y todo es Véneto. Así que es archiconocido que en la provincia de Belluno, emblemática, si las hay, la Valle del Cadore es la patria justamente del helado. No por nada, la mitad de los habitantes de este territorio en el extremo norte italiano, en el Cadore, la mitad de los habitantes son heladeros, y muy famosos, porque muchos de ellos emigraron a distintas partes del mundo, pero entre ellas a Alemania, donde realmente tienen una gran fama en este sector, y también, obviamente, como inmigrantes, llegaron a nuestra Argentina llevando su arte, ¿no? Toda su magia. Sí, es famosa la heladería Cadore en Buenos Aires, pero dicen que antes de la invención de los refrigeradores, los habitantes del Cadore elaboraban sus helados con el hielo de las cimas de las montañas del Cadore, del Valle del Cadore. Otros, en cambio, dicen que el origen del helado es China y que fue el mismísimo Marco Polo, el veneciano Marco Polo, quien lo introdujo en Italia y en Europa. Bueno, igual paren, porque yo me refería a un complemento del helado, no al helado en sí.
tratándose de un producto, de un complemento del helado, como dice Ivana, seguramente lo debe haber inventado un Véneto también. Bueno, como veo que no le están poniendo onda, les voy a contar qué es. Me refería al cucurucho, que tiene que ver con el Véneto. A ver, podemos discutir la paternidad del helado de la antigua Roma o de Egipto, que fue Alejandro Magno, ávido de nieve o hielo con sabor a miel y néctar. Pero en realidad, en 1565, Bernardo de Girándole, en la corte dei Medici en Florencia, inventó la crema fiorentina, un prototipo de helado con hielo, sal, leche, miel, yema de huevo y un toque de vino. Ivana, vos no estarás cediendo a la presión del director de Radio Comites, que como es toscano, dice que todo nació en Florencia, como el mismísimo tiramisú, que él dice que es florentino, pero que no es verdad. El helado es véneto, no lo vamos a negar. A ver, Marco Polo trajo de China una receta de postres fríos a base de leche y jugo de frutas congelados. No hay duda, el helado es véneto. Podemos discutirlo también por ahí, qué sé yo, pero yo vine y traje esta sección, todo es véneto, el cucurucho, que no hay duda que es véneto. Bueno, pero mientras ustedes discutían, yo imité a Mariano y que hice en el transcurso de ese tiempo, busqué en Google, donde todo se encuentra, y justamente figura que el cucurucho lo inventó un véneto, sí, así como escuchan, ¿no? Italo Marchioni, que en realidad es el cono, ¿no? El llamado cono de helado, después obviamente se habrá perfeccionado, y este véneto emigrado en los Estados Unidos fue el creador de este producto. Así que dejemos de lado el debate sobre el origen del helado, pero vayamos a la historia del cucurucho. A ver, Ivana, ¿qué nos puedes contar? Te puedo contar que el 27 de julio se cumplieron 68 años de la muerte de Italo Marchioni. Italo nació en Bodo de Cadore, siempre el Valle di Cadore, unido al helado, claramente. En 1868 y en 1890 emigró a los Estados Unidos, primero en Filadelfia y luego en New York. En New York abrió varios restaurantes. Cerca de 1896 creó el primer cucurucho, así como lo leen. Italo Marchioni, emigrado de Bodo de Cadore, crea el primer cucurucho. Una prueba más de que el helado es véneto. En 1903 lo patentó, lo instaló en una fábrica en New Jersey. Italo tuvo una disputa legal con su primo Frank y un socio que es de nombre Valbona. Pero, bueno, Italo perdió el juicio en la industria heladera, de igual modo se lo sigue considerando como el inventor del cucurucho. Interesante, interesantísimo, Ivana, la historia del cucurucho. Pero para hablar de helados tendremos seguramente todo el verano. Y ya que estamos en invierno, por lo menos aquí, en la Argentina, ¿por qué no volvemos mejor a los temas del programa? Bueno, en este caso llega una vez más un gran amigo de nuestro programa Parola Veneta Radio, como es Giovanni Giusto, que vamos a escuchar qué nos tiene para contar. Per il racconto di oggi ci troviamo in Piazza San Marco ed esattamente in Piazzetta San Marco, a ridosso del molo dove svettano le famosissime quanto maestose colonne di Marco e di Todaro. Sembra siano giunte a Venezia dall'Oriente nel XII secolo e successivamente sormontate dalle due statue dei santi, San Teodoro, Todaro in veneziano, che fu il primo patrono di Venezia, e sotto le sembianze di Leone Alato colui che lo sostituì, San Marco, l'attuale patrono. Ed è proprio in questo spazio che divide le due colonne è nato un famosissimo quanto minaccioso e temutissimo modo di dire veneziano. Te faccio veder mi che ora che se.
ti faccio vedere io che ora è. Occhio che te conto. Ai tempi della Repubblica di Venezia, a quanti giungendo dal mare approdavano al molo, le due svettanti e maestose colonne fungevano come da portone d'ingresso all'area marciana e le due statue dei santi patroni apparivano come guardie inquietanti e silenziose a severa difesa del bene più prezioso, Piazza San Marco. Eppure ai veneziani di un tempo questo spazio che separa le due colonne tra e do Coone, è così che veniva e ancora oggi viene indicato, era a dir poco temutissimo. Pensate che ancora oggi sono in molti i veneziani che per scaramanzia evitano addirittura di passarci in mezzo. Infatti era proprio in questo preciso luogo che venivano eseguite le pene capitali. Finire tra le due colonne di Marco e Todaro ai tempi della Repubblica Serenissima significava essere condannati a morte. E ora vi starete sicuramente chiedendo, ma il modo di dire te faccio vedermi che ora che sei, cosa c'entra? C'entra, e come se c'entra. Il condannato a morte, portato tra le due colonne per essere giustiziato, veniva posizionato con le spalle al bacino e con lo sguardo rivolto verso Piazza San Marco. L'immagine che gli appariva di fronte era quella della torre dell'orologio e l'ultima cosa che avrebbe visto prima di morire sarebbe stata l'ora della sua morte. Ecco perché un tempo, ma ancora oggi a Venezia, dire te faccio vedermi che ora che sei è una seria e temutissima minaccia. Se ti è piaciuto, condividi il video e metti un mi piace alla pagina. Te faccio ver mí, qué hora que sé. Te hago ver yo qué hora es. Recordamos a nuestros oyentes que Ocho que te conto es una serie de videos con los cuales Giovanni Giusto nos cuenta diferentes historias de Venecia en particular, del Véneto en general, y todos aquellos que quieran disfrutar de esta gran serie, lo pueden seguir a través de la cuenta de Facebook, buscando a Giovanni Giusto, 8 que te conto. Bueno, ahora es el momento de Mariano, ¿no? Con la traducción. Sí, la traducción es fácil. Te faccio vedermi qué hora que llegue, quiere decir te hago ver qué hora es. Pero, ¿qué significa? Para explicarlo, Giovanni se ubica en Piazza San Marco, de cara al muelle y con las dos columnas a la espalda, columnas que llegaron a Venecia desde Oriente cerca del año 1200 y sobre las cuales se colocaron las estatuas de los dos patronos de Venecia, San Teodoro, San Todaro en veneciano y San Marco. En la época de la República de Venecia, a todos quienes llegaban desde el mar, las dos columnas hacían como de portón de ingreso a la plaza y el espacio entre esas dos columnas, traidó colone, como se dice en veneciano, era muy temido, aún es muy temido, aún los venecianos hoy evitan por superstición pasar entre las dos columnas. ¿Por qué? Porque ahí entre esas dos columnas la Serenísima realizaba las ejecuciones de las penas capitales, las condenas a muerte. Y ahí nace la expresión te faccio vedermi qué hora que llegue. ¿Por qué? Porque los condenados a muerte eran ubicados, como dijimos, entre las dos columnas, de espalda a la laguna y con la vista hacia la plaza, es decir, hacia la torre del reloj que se ubica justo frente a ese espacio tra le due colonne. De forma que lo último que veía el condenado era el reloj, la hora de su muerte. Por eso decir te hago ver qué hora que es una seria amenaza. Gracias, Mariano, por la traducción. De esta manera, hoy hemos hablado de Venecia, obviamente, de Belluno, de Treviso. También vamos a tener un invitado de Vicenza. Así que les proponemos ir a una pausa musical que los va realmente a sorprender, porque es un cantante popular argentino,
tuvo su época de oro ya hace unos años atrás. Pero que algo tiene que ver con el Véneto, seguramente ya lo van a descubrir. Vamos a ver de qué se trata y disfrutemos de la siguiente pieza. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, Cariñito, del siempre recordado Juan Corazón Ramón, uno de los protagonistas del mítico Cariñito, del siempre recordado Juan Corazón Ramón, uno de los protagonistas del mítico Sábados Circulares del legendario Pipo Mancera, fallecido hace apenas 2 años, un 30 de julio del año 2020. Che, Marcelo, esto de la época de Mariano y el musicalizador, que nunca decimos la edad, creo que también tiene más o menos esa onda. Bueno, el Leri Guy Rech era su verdadero nombre. Había nacido en 1940 en Cañada de Gómez, luego la familia se traslada a provincia de Buenos Aires a Campana cuando él tenía 2 años. Lo que muy poco saben o muy poco sabíamos es que Juan Ramón era véneto también. Su padre, Giovanni, por eso se pone Juan, era un emigrante belunés de la ciudad de Mel, que se radica en Argentina en el periodo de entreguerra. Seguimos disfrutando de Parola Veneta Radio y llega el turno del invitado especial del día de la fecha, desde el Véneto, desde Vicenza,
un querido amigo de nuestra comunidad veneta en toda Argentina, como es el flamante y nuevamente reelegido presidente de la Asociación Vicentini nel Mundo, l'amico Ferruccio Zecchin. Carissimo Ferruccio, grazie tante per la tua disponibilità di sempre e benvenuto a Parola Veneta Radio. Grazie, grazie. Hai parlato così bene e lentamente che sono riuscito a capire quello che hai detto. Grazie a te, perché sei sempre vicino alla nostra comunità. Ovviamente grazie alle nuove tecnologie vediamo tutti i giorni le iniziative che fa l'Associazione Vicentini nel Mondo, e per noi è un grande piacere questo dialogo, e ovviamente ti facciamo i complimenti perché poco tempo fa sei stato rieletto in questa prestigiosissima associazione. Sì, ecco, abbiamo avuto... Ferruccio, hai chiuso il microfono. Sì, adesso sì. Chiedo venia, ma è sparito tutto. Allora, sì, sono stato rieletto, c'è stato un consenso unanime, un'elezione per acclamazione non era mai successa. Comunque il gruppo è coeso, c'è un gruppo che ha voglia di lavorare, anche i soci sono molto attivi. Ecco, e parlando di iniziative, ve ne segnalo due in particolare perché sono proprio concentrate in questo fine settimana. Venerdì sera saremo ad Asiago al Teatro Mille Pini e avremo come relatore João Candido Portinari, il figlio del più grande pittore brasiliano del secolo scorso, Candido Portinari. Ecco, questo è un figlio della nostra terra perché i genitori del pittore Candido sono partiti da Chiampo nel 1897, quindi Candido Portinari è di origine vicentina. 2 anni fa gli abbiamo consegnato la targa d'oro alla memoria. La targa d'oro viene data a un personaggio che ha tenuto alto il valore della vicentinità nel mondo. Ecco, lo scorso anno abbiamo premiato Parolin perché lui vive in Vaticano e quindi è un emigrato, ma abbiamo premiato anche altre persone molto illustri. Ricordo ad esempio Federico Faggin, l'inventore del microchips, anche lui vicentino. Comunque venerdì ci sarà una serata e João Candido parlerà del papà, delle sue opere, e il titolo è un emigrante che poi si è dato all'arte in sostanza. Ecco. E domenica avremo invece la festa cosiddetta di Lusiana Conco. Ci sarà alle 11:30 la messa nella chiesa dell'emigrante. Oltretutto la chiesa dell'emigrante di Lusiana, che è bellissima, è stata realizzata su un progetto di un emigrante a Buenos Aires. È stata costruita su un terreno donato da un emigrante, è stata costruita con i soldi raccolti tra gli emigranti. Quindi un momento molto importante. Domenica la targa d'oro verrà data ai servi di Maria, ai frati di Monteberico, perché la Madonna di Monteberico è stata per tutti gli emigranti un viatico, un aiuto. Tutti prima di partire si affidavano alla Madonna di Monteberico. Quando partivano alla fine dell'Ottocento o nei primi del Novecento, verso l'ignoto, per molti era proprio l'ignoto, si affidavano alla Madonna di Monteberico. E quindi vogliamo in qualche maniera ricordare l'importanza, ecco, di questo fatto, di questi momenti. Avremo il priore che verrà a fare una relazione
alle 9:30, poi alle 11:30 invece ci sarà la Santa Messa. Ecco. Fatalità, essendoci Joao Candido Portinari qui per la conferenza del venerdì e fermandosi fino alla domenica, avremo l'opportunità di avere due premiati presenti. Ecco. Queste sono due delle iniziative, chiaramente ce ne sono altre, però penso che vorrete spaziare in altri lidi, in altri orizzonti, quindi mi fermo qui con l'illustrazione. Ferruccio, questa attività che faresti il fine settimana si potrà seguire su Facebook o solo sarà presenziale? No, è solo in presenza. Volevamo cercare di fare un collegamento, però riesce difficile ad Asiago, e quindi ma è un'idea che noi abbiamo perché vogliamo divulgarla. Fra parentesi, a febbraio dello scorso anno, in piena pandemia, abbiamo fatto proprio un collegamento con i nostri circoli in Brasile e abbiamo proprio fatto un'intervista con Joao Candido. Ecco. Per capire chi è comunque un flash, questo grande pittore, vi cito solo un'opera. Ecco. Se voi andate all'ONU, al Palazzo delle Nazioni Unite a New York, all'entrata c'è una tela di Candido di 10 metri e 14 di altezza, che rappresenta la pace. Una tela di altrettanto grande è all'uscita e rappresenta, cioè la prima all'entrata alla guerra e all'uscita alla pace. Questo dovrebbe essere un po' il messaggio dell'ONU. Queste sono le due manifestazioni prima di andare in ferie. Poi ripartiremo a settembre presentando un libro di Trivelli che dell'emigrazione negli Stati Uniti. Ecco. Trivelli è lo storico che ha scritto la storia di Antonio Tomba, che poi, come ben sapete, l'abbiamo tradotta anche in spagnolo, in modo da poterla distribuire anche in Argentina. Ecco. Sì, appunto era quello che volevo ricordare, cioè che Giorgio era l'autore anche l'autore un po' più, non solo l'autore, un po' se me lo consenti, il ricopritore della storia di Tomba. Sì, è quello che ha dato visibilità alla storia di Antonio Tomba, insomma, ecco, cioè questa è il suo grande merito, ecco, il suo grande merito, ma è un nostro collaboratore assiduo, quindi è una persona che merita molta attenzione, ecco. Lui oltretutto ha il cuore legato alla storia di Antonio Tomba. Qualche settimana fa abbiamo incontrato il sindaco di Valdagno e abbiamo rilanciato quell'iniziativa di vedere di creare un contatto fra la città di Mendoza, Godoy Cruz e Valdagno. Insomma, vediamo. Stiamo lavorando perché questo desiderio si realizzi. Para aquellos que se conectan ahora, estamos hablando con Ferruccio Sequim, presidente de la Vicentina del Mundo y también consultor por la misma asociazione en la consulta de Venetos nel Mondo. Ho avuto la possibilità di essere con Ferruccio alla consulta. Questa volta la consulta ha avuto anni particolari, però volevo domandarti come è messa adesso la consulta a Ferruccio e su questo discorso che sono appena approvati i progetti. Certo.
Allora, la consulta si terminerà alla fine di settembre a Treviso, quindi in una località abbastanza vicina a Venezia, in modo da permettere un efficace svolgimento della 3 giorni. Viene fatta dopo 2 consulte virtuali, dove è difficile discutere e programmare, ecco, si dà oramai per scontato tutto. Questa consulta in presenza è stata da tutti auspicata e voluta, perché solo incontrandoci riusciremo veramente a dare un impulso nuovo alla realtà dell'assessorato ai flussi migratori. Per quanto riguarda i progetti, non vi svelo nulla. Quei 75.000 euro che c'erano a disposizione sono andati a dei progetti che purtroppo non hanno visto premiare nessuna delle federazioni all'estero, e questo per me è una cosa che va affrontata, quindi vedremo nella consulta, ma io ho una mezza idea di portare come input che una parte di quella disponibilità economica che c'è per i progetti, una parte sia da destinare a progetti che arrivano dalle federazioni. Altrimenti, ecco, anche se io sono il rappresentante di un'associazione in Veneto, quindi dovrei fare il discorso contrario, invece no, chi vuol bene al mondo migratorio deve andare oltre, e quindi io porterò avanti questa idea, ne ho già parlato anche con altri consultori e credo che la cosa sia in qualche maniera fattibile. Vedremo, ecco. Comunque c'è necessità di un incontro in presenza, non è lo scambiare così freddo di un'ora e mezza di contatto visivo, ma è il cenare insieme, il pranzare insieme, il discutere, il contraddire, il dire, cioè, in presenza si combinano tante cose. Sì, in presenza si può, come hai detto, discutere, fare accordi, trovare la strada che sia meglio per i veneti nel mondo e anche i veneti in Veneto. Certo, Dai, certo. pensi che con questo delle elezioni in Italia non sarà rimandata la consulta? Non si No, parla? no, È perché fissata per ottobre. intanto è il fine settimana post elezioni, quindi dopo un conto è la votazione nazionale e un conto è invece un incontro. Noi voteremo sicuramente il giorno è il 25, la consulta si riunisce il 28-29, adesso non ricordo la data esatta, quindi non c'è interferenza, no? Verrà sicuramente fatta. Bene, meglio così. Sì. Si deve fare un consiglio per i veneti che sono all'estero, principalmente quelli vicentini, per essere presenti alla vostra associazione. Cosa consiglieresti ai vicentini nel mondo? Beh, i vicentini nel mondo io direi, ecco, che siano attivi e che non abbiano paura di inoltrare progetti e domande. Alcune cose si possono realizzare in collaborazione con la regione, come i progetti di cui si parlava prima, ma noi abbiamo anche la possibilità di avere una certa autonomia, non siamo ricchissimi, ma una certa autonomia economica ce l'abbiamo. Ripeto, l'associazione è formata, ha come soci i rappresentanti dei comuni, la provincia, la diocesi, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria, cioè è un'associazione un po' particolare.
questi nostri soci ci aiutano, ci supportano, e quindi ai vicentini direi proprio questo, ecco, cercate di, se avete delle idee, fatele presenti. Poi insieme vedremo come poterle far maturare. Ecco. Un'altra cosa, di essere attenti anche a certe iniziative che riguardano ad esempio i giovani. Noi abbiamo questa iniziativa che ripetiamo tutti gli anni della partecipazione al corso sul Palladio, che dura una settimana. È rivolto a 2 giovani, giovani vuol dire al di sotto dei 39 anni, architetti o comunque amanti dell'architettura che abbiano un titolo equipollente. E conoscere il Palladio è un qualche cosa di straordinario, ecco. Tenete conto che gran parte delle spese le sostiene l'associazione, perché il vitto, l'alloggio, l'iscrizione, perché non è che pensate che l'iscrizione per una sola persona si aggira sui 700 euro, e quindi noi facciamo un piccolo sforzo economico proprio rivolto anche ai giovani, ma nello stesso tempo diamo una mano e vorremmo anche vedere ritornare la partecipazione al soggiorno per gli anziani, che organizziamo sempre alla fine di agosto, primi di settembre, al Lido di Jesolo, e anche in quel caso diamo un aiuto sia per il soggiorno sia per lo spostamento. Cioè ci sono tutte una serie di opportunità che vanno colte. Bisogna seguire un attimo il sito, bisogna leggere la nostra rivista, che si legge online, quindi è una cosa facile da consultare, ma osate, cercate appunto di osare, non disturbate sicuramente. Il progetto può essere poi realizzato o meno a seconda di tante componenti, di tante interferenze, però se mai si propone, mai non si può disporre di soluzioni. Ecco, questo è un po' l'invito che faccio ai vicentini nel mondo. Ecco. Io, Ferruccio, volevo proprio approfittare, prima nominavi il sito e i diversi canali delle associazioni. C'è un'associazione che è molto presente anche nei social, in Facebook, in Instagram. Cioè, complimentarmi perché avete fatto un bel lavoro in epoca anche della pandemia con queste nuove canali di comunicazione, così che veramente siete stati molto bravi e ti chiedo di complimentare anche i tuoi collaboratori. Eccolo di nuovo. Sono come la Madonna, ogni tanto faccio delle apparizioni. No, dicevo che forse non l'hai sentito, mi ero complimentato con il lavoro che avete fatto nei social, nei gruppi in Facebook, cioè che avete fatto come associazioni, soprattutto in questi anni di pandemia, e ti chiedevo anche di complimentarti da parte nostra con i tuoi collaboratori, con Alessandro, Certo. con il resto dei ragazzi. Se Sì, Marcello sì. voleva... Prego. Sì, Ferruccio, ti volevamo domandare che questi ultimi anni si sta lavorando molto sulla tematica del turismo delle radici. Infatti noi, ogni Certo. associazione, in ogni comunità, stiamo stimolando, promuovendo, no, il ritorno, la visita dei nostri paesi. Tu cosa pensi di questa tematica in particolare? Ma penso che sia un'iniziativa lodevole e da sostenere, e noi, per quanto riguarda i vicentini del mondo, stiamo partecipando a questi incontri, ed è una cosa utile e interessante. Anche in questo caso a volte basta saper richiedere. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo ospitato 2 insegnanti
da Antonio Prado in Rio Grande do Sul, che insegnano la lingua veneta a una trentina di ragazzi, e sono venute qui una settimana per conoscere le nostre scuole. Le abbiamo fatte incontrare con un direttore didattico, hanno visitato alcune scuole secondarie e superiori, hanno visto il nostro territorio, quindi quando parlano del Vicentino, del Veneto, ma comunque in questo caso in particolare del Vicentino, parlano con cognizione di causa, perché le abbiamo portate a Requaro, siamo andati ad Asiago, a Bassano, a Marostica, ecco, quindi torno a dire ai nostri vicentini, ai nostri dirigenti vicentini dei nostri circoli, domandate, chiedete qualcosa, vedrete che riusciremo a fare. Ecco. Il turismo delle radici credo sia l'essenza del sogno dei nostri emigranti. Ecco, io ho visto, accompagnando qualche persona alla ricerca della propria casa, mi ricordo proprio di una ragazza che a Brogliano, ecco, accompagnata dal sindaco, ha riscoperto la casa dei trisnonni. Quindi ho visto illuminarsi il viso, il sorriso. È una cosa da sostenere. Logicamente, per sostenere questa iniziativa ci vogliono anche disponibilità economiche, e quindi ci vuole un certo sforzo economico, ma credo ne valga la pena. Se vogliamo che i nostri emigrati siano i nostri veri primi ambasciatori, bisogna anche essere disponibili a dare una mano. Ecco. Anche la consulta in presenza è un modo per far conoscere meglio il nostro territorio ai consultori, perché quando si parla di qualcosa, se si è visto il luogo, ha un sapore diverso, e si torna anche con un entusiasmo diverso. Ecco, anche queste visite dei consultori, voi avete oltretutto una bellissima così abitudine di fare una rotazione fra i rappresentanti. Questa è una cosa giusta, perché permette di dare a più di qualcuno questa bella opportunità. Ottimo, condividiamo ovviamente tutto quello che hai detto, e lo sapete, siamo disponibili per continuare a diffondere il turismo delle radici e tutti i progetti e le iniziative che riguardano a questa tematica in particolare, perché la grande sfida che abbiamo, al di là che con Ivana, con Mariano e io rappresentiamo le nuove generazioni, ma la grande sfida è tramandare e trasmettere a quelli che vengono dietro noi questa passione, questo amore per le nostre radici. Certo, certo, e questa è una mission speciale, è un applauso, merita un applauso. Grazie tante, Grazie, Ferruccio. Ferruccio. In questo modo siamo arrivati alla fine di questa bellissima intervista. Ovviamente le porte di Parola Veneta Radio sono sempre aperte. Sei un grande amico della nostra comunità. Ovviamente ti aspettiamo in Argentina e grazie per la tua presenza di sempre. Ecco, sono io a ringraziarvi. Faremo un salto adesso che con la pandemia c'è un po' di possibilità di spostamento. Ecco. Approfitteremo, verremo a trovarvi, ma ci preannunceremo con un certo anticipo, proprio perché vorrei, quando vi incontrerò, poter tornare a casa con qualche cartellina, con qualche
bel progetto da realizzare, perché realizzare qualcosa per i nostri emigranti è la nostra missione. Ecco, grazie comunque della vostra disponibilità. Io sono sempre disponibile, basta chiamarmi. Grazie di cuore, Ferruccio. Grazie di cuore. Grazie. Ciao, ciao a tutti, ciao Ivana, ciao, ciao. Scaldemo le tecce, pienemo i calieri, i martiri nostri, sarai gatti neri, bussiamo le lame, ciapemo gli arnesi, che dopo quei neri, che tocca ai siamesi. E il gatto in teccia alla visentina, è sempre un piatto a 4 stelle. Allora, noi vogliamo sempre quello, noi vogliamo la qualità. Noi vogliamo sempre quello, noi vogliamo la qualità. Ed il gatto col codin, trallallilla lillallero, e se mangi spessatin, trallallilla lillalla. Il gatto sfrittegava caldo e tenero all'assaggio, insieme ai bocconcini del formaggio. E il cocorime stava per raggiungere la cottura, per fare a reggimento la pastura. E il coco mormorò, e s'era un gatto intiero. Secondo pezzo nel minestrone. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga coda nera. E il gatto al popolo in salsa rossa, soltanto pelle, soltanto ossa. Avanzi al popolo in salsa rossa, soltanto ossa, e il magnarà. Gattina nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina. Quando saremo vicino a te, noi ti faremo spessatino col gratin. E il gatto in teccia col parmigiano. Oh gatto miau, gatto miau, gatto miau, miau, miau. E il gatto in teccia col parmigiano, e se un piatto da signor. E tutti quelli che mangeranno, oh gatto miau, gatto miau, gatto miau, miau, miau. E tutti quelli che mangeranno vi diranno che sapor mangiavano i nostri padri, gaton, gaton, gaton. mangiavano le nostre madri, Gaton, gaton, gaton. E noi che figli siamo, i gatti mangiamo. E noi che figli siamo, i gatti mangiamo. Magna gatti come noi, la mamma non ne fa più. Se rotta la macchinetta, il papà non tira più. Magneghene, tasteghene, sentighene che bon. Magneghene, tasteghene, sentighene che bon. Magneghene, tasteghene, sentighene che bon. Il gatto giace nella teccia d'acqua al pan, ma l'anima vive ancora. Fantástico. L'inno ai Magnagatti, una parodia de diversas canciones del grupo humorístico Anónima Magnagatti, que cambiando, sustituyendo la letra de diferentes canciones populares, habla justamente de los Magnagatti, es decir, de los vicentinos. Sí, una genialidad de la Anónima Magnagatti. Yo reconocí varios himnos, varias canciones, no sé ustedes. Sí, están buenísimas. Igual, le voy a recordar a la audiencia que hay una rima infantil muy popular en el Véneto que atribuye a cada provincia una característica. Veneziani Ansignori, Padovani Grandottori, Vicentini Magnagatti, Veronesi tutti matti, Trevisani Panetripe, Rovigotti Vasco Pippe. Que haciendo la traducción,
venecianos grandes señores, porque obvio la serenísima Venecia era muy rica, hablando de los padovanos, grandes doctores, refiriéndose naturalmente a la histórica Universidad de Padua, veroneses, todos locos, unos dicen que es por el viento, que cuando sopla desde el monte Baldo los vuelve locos, esa es una de las versiones, y la otra por los dos grandes manicomios que había en Verona, y un poco se empezó a ligar esta historia a la ciudad. Luego trevisanos pan y tripa, tripa refiriéndose al mondongo, porque en la época de la Serenísima, justamente Treviso no era el territorio tan rico como es en la actualidad, ¿no? Y luego los de Rovigo, ¿no? Los habitantes de Rovigo, podemos decirlo, los rovigodos, Bacco y Pipa, porque eran un territorio justamente de grandes bebedores de vino y fumadores, ¿no? Sí, bueno, igual, viste que a los vicentinos le decían come gatos porque no tenían nada que comer, y yo le voy a sumar que se paragonan con Rosario también, que a los rosarinos como Mariano le dicen come gato. Pero hay algo que falta, y los beluneses se los olvidaron. Yo hago caso omiso a las provocaciones de Ivana y sigo con la filastroca, la rima infantil, que termina propio con Evelum Tisidinezum, porque claro, Beluno no es uno de los territorios más conocidos, era uno de los territorios más alejados, más escarpados, difícil de llegar en una época, lo que hacía que nadie se acordara de Beluno. Bueno, muy, muy interesante cómo en unas pocas frases se resume todo el espíritu justamente de cada provincia veneta. Y antes de finalizar el programa del día de la fecha, como seguramente habrán escuchado, leído estos días, hubo una crisis política en el gobierno italiano y el presidente de la República, Sergio Mattarella, tuvo que disolver las cámaras, el Parlamento italiano, y convocar a elecciones anticipadas para el día domingo 25 de septiembre próximo. Así que, como sucede ya desde hace varios años, también los que somos ciudadanos italianos residentes en el exterior estamos llamados, estamos convocados a votar por correspondencia para emitir y ejercer este derecho que tenemos. Así que seguramente en los próximos programas hablaremos de este tema de la actualidad y que nos involucra a todos. Pero bueno, lo traje a colación porque justamente en estos días hay un aniversario que tiene que ver con los gobiernos italianos y con el Véneto en particular. Sí, un aniversario que en realidad fue un acontecimiento histórico, pero que es de gran actualidad porque tiene que ver con la igualdad y el empoderamiento de la mujer, con un nuevo gobierno. El 29 de julio de 1976 iniciaba en Italia el tercer gobierno de Giulio Andreotti, con la particularidad que tenía la primer ministra mujer. Fue la primera ministra en la historia, digamos, de los gobiernos italianos en ocupar ese cargo. Fue la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Tina Anselmi, política de Castelfranco Veneto, provincia de Treviso. Sí, Tina Anselmi había nacido en Castelfranco en 1927 y murió allí hace unos 6 años atrás. Es una persona contemporánea. Una historia de vida interesante. De joven fue una activa participante, miembro activa de la resistencia contra los nazis, o sea, en la fila de los partisanos. Luego fue diputada durante varios periodos, siempre representando el colegio electoral de Treviso y Venecia. Terminó su carrera siendo ministra de Salud, una mujer que se destacó en la política italiana, siempre en las filas de la democracia cristiana, una pionera en la participación de la mujer en los cargos de responsabilidad y de decisión. De esta manera llegamos al final del 6º programa
de esta segunda temporada de Parola Veneta Radio. Los saludamos con un fuerte estrucón, grazie di cuore y feliz día a todos los abuelos.